Siamo in compagnia del sindaco di Ponte San Nicolò, Enrico Rinuncini. Stiamo andando a monitorare ciò che è insomma il livello del fiume nei punti più caldi. Enrico, com'è la situazione? Sindaco, mi perdoni, perché è così giovane che spesso mi viene da darle del tu. Nessun problema. Beh, devo dire che siamo forse nel momento più critico. L'acqua ha raggiunto livelli veramente importanti. Sapete che Ponte San Nicolò si trova a metà strada tra Bovolenta e Padova. Padova abbiamo appunto le notizie che la Paltana ha cominciato ad essere sommersa, e parallelamente c'è l'evacuazione di Bovolenta, perché i livelli di Bovolenta a quanto pare hanno raggiunto quelli del 1966. Fortunatamente qui in mezzo la situazione è un po' ancora sotto il livello della piena del 2010, quella dell'alluvione, e quindi auspico che rimanga tale. Se dovesse peggiorare la situazione sì, probabilmente sarebbe ancora più preoccupante. Tra qualche minuto invieremo un messaggio di allerta a tutti i cittadini via un servizio SMS, semplicemente per una messa in sicurezza, e se dovesse peggiorare ne invieremo un altro. Nel caso contrario, che è quello che auspichiamo, verrà invece inviato il messaggio per augurare una buona serata. Il problema vero è che questa piena rimane tutto il pomeriggio fino a sera tarda, e gli argini sicuramente ne soffriranno, quindi auspichiamo insomma che la situazione, comunque in qualche modo gli argini tengano duro. Rassicuro Protezione Civile, Carabinieri, autorità, forze dell'ordine, siamo tutti negli argini per monitorare insieme ai cittadini volenterosi. Come sta vivendo la cittadinanza comunque la situazione? Io so che i bambini sono tranquilli a scuola, sembra insomma sia l'umore della cittadinanza, sembra che sia insomma abbastanza sereno. Guardate adesso qui quanto residuo sta trasportando il fiume, quindi le acque, e questo di certo non facilita il decorso del fiume. Quindi come vive la popolazione? Ma devo dire, chi è stato colpito direttamente dall'alluvione la vive con una certa ansia e preoccupazione. Coloro i quali magari non sono stati colpiti hanno maggiore serenità. Comunque tutta la comunità è assolutamente molto molto preoccupata. Lo vedo proprio anche dai dati di contatto nel sito comunale e anche nella mia pagina Facebook, dove ci sono continui aggiornamenti almeno una volta all'ora, ora e mezza, dove cerchiamo di dare proprio informazioni per assicurare chi è al lavoro o chi si trova insomma distante dal paese o distante dall'argine e non può vedere con i propri occhi. Ci sono stati degli interventi attuati questa mattina? Ma noi abbiamo in questo momento un lavoro in essere proprio del Genio Civile dalla parte opposta della rotta. Ecco, in questo momento ci stiamo avvicinando proprio alla rotta del 2010 che è stata ripristinata, e qui siamo nel punto insomma meno critico, si può dire, perché dove è stato fatto un diaframma importante su questo argine di messa in sicurezza. Dalla parte opposta, vedete, quella gru invece c'erano dei lavori in corso, sono tuttora in corso, e questo è positivo perché comunque c'è un monitoraggio continuo anche di quella parte opposta dell'argine. Lo testimonia comunque anche la presenza attiva della Protezione Civile, che quindi testimoniamo è qui sempre pronta a monitorare e a informarvi, giusto? Sì, poi abbiamo bloccato questi due argini al traffico veicolare, proprio per ovviare ad evitare che ci sia traffico improprio che possa mettere in sofferenza eventuali necessità insomma per eventuali lavori che fossero urgenti qui lungo gli argini.